Frazione a farfalla con il comando Giovanni Coan 27,62 davanti al 27,83 di Botter Santi 27,99. Giovanni Coan è stato bronzo ai campionati italiani giovanili nella distanza doppia dei 400 misti. A Riccione nella primavera del 2011 Samuele Botterra invece è protagonista della farfalla, vincitore dei giovanili e dei categoria nei 100 metri. Ma attenzione alla frazione a dorso con Giovanni Coan ancora davanti, con Mattia Santi che fa meglio 1.0071 Santi, Coan 1.0077 e poi Taffarello 1.01.25. Atteso al recupero intanto Riccardo Cervi dalla terza corsia. Cervi è stato quinto ai giovanili nei 100 e 200 rana, deve sfruttare la sua frazione per rifarsi sotto ed è proprio così. Mattia Santi in corsia 5, Giovanni Coan in 4 e si porta in testa intanto Riccardo Cervi nella sua frazione preferita, l'atleta di casa prima delle due vasche conclusive a stile libero. Riccardo Cervi 1.38,68, Giovanni Coan 1.39,40, Mattia Santi 1.40,06. Primato della manifestazione di Antonio Tessarotto 2.09,10, il primato regionale di maschi 2.04,02, primato italiano giovanile di Matteo Fraschi 2.03,49. E dunque non ci sono avversari per lui nel finale. Riccardo Cervi è il vincitore di questa gara 2.08,00 ed arriva la festa dei nostri pinguini. Giovanni Coan 2.10,07, Mattia Santi 2.11,75. Attendo l'ufficializzazione da parte del giudice arbitro di questo risultato. Chiedo nomi per l'ufficializzazione.